Ma a dire il vero, il mio stato fisico è pessimo, però la spinta della gente mi ha portato all'arrivo e quindi sono contento e da domani continuo con gli allenamenti. E noi ci teniamo stretto Linus, Radio DJ e tutto lo staff di Radio DJ perché sono davvero delle persone straordinarie che entrano ogni giorno nelle case, nelle auto, negli uffici dei nostri cittadini e oggi e ieri abbiamo avuto la possibilità di incontrarli e viverli. E quindi noi vogliamo continuare a lavorare insieme a Radio DJ, ma mi pare di aver capito che l'anno prossimo ci saremo di nuovo. Gioia, tanta gioia di rappresentare una città e una comunità straordinaria che ha saputo accogliere questo evento in modo fantastico, dai locali, i commercianti, il personale dei musei. C'è una città aperta al mondo che ha saputo accogliere gli amici di Radio DJ, i turisti, gli appassionati di corsa, insomma una città fantastica. Benissimo, numeri da record, entusiasmo, gioia, felicità. Guardate, mi scuso anche con quei cittadini che hanno patito qualche disagio dal mercato saltato e quindi chiedo scusa a ogni ambulante perché per loro è lavoro, chiedo scusa anche ai residenti che magari hanno avuto qualche difficoltà logistica, però capite che un evento così che fa parlare di Treviso a livello nazionale e internazionale sarebbe stata un'occasione persa, quindi abbiamo pagato qualche piccolo sacrificio per avere tanti benefici. Viva Radio DJ e viva Treviso! Struccai! Bella, bellissima. divertente. Sì. E il sole? Top. Giornata strepitosa, tanta gente, però ce la siamo Radio passata. DJ, One Nation, One Noi siamo dell'Atletica Mottense, siamo un gruppo da Motta di Livenza più o meno a 40 minuti da qua e siamo un po' misti tra corridori più veloci, camminatori. Diciamo un evento a cui volevamo partecipare da anni, solo che di solito era lontano, quindi essendo vicino ne abbiamo approfittato. Bello, veramente molto bello, organizzato bene, e pieno di gente, molto verde fluo tutto. Da rifare? Da rifare. Da rifare.